Vediamo un po'. Siamo in diretta. Buonasera, buonasera. Ok, Buonasera. buonasera, Allora, buonasera a tutta l'Italia e specialmente la Sicilia, perché la Sicilia per me è la mia seconda Napoli. idem, idem. Tu che dici, Oscar? È un'emozione questa. Ecco. Che è successo? No, Oscar ha problemi di linea. Si blocca sempre. Salvatore, senti, ti voglio A me? come faccio io per condividere sulla mia pagina? Sto condividendo in questo momento io. Ah, ok. Allora, signori, buonasera e buona domenica a tutti quanti voi che siete in ascolto. Voi sapete che a me queste cose, insomma, non le faccio spesso perché io appartengo a un'altra epoca, sono di un'altra nazione, un'altra eredità, un'altra, insomma, espressione della nostra Napoli. Mo esce da me su WhatsApp, come si chiama? Instagram, insomma, Telegram che l'ha già fatto, insomma. Va bene, comunque andiamo avanti perché logicamente oggi la televisione non dà le possibilità ai cantanti di poter esprimere le loro, diciamo così, idee musicali, discografiche, insomma, anche artistiche, perché lì è un cerchio, è un bel zero che praticamente è fatto da Giotto, è molto preciso. Sono sempre gli stessi, insomma. E allora non ci danno la possibilità di poter esprimere le nostre idee. E attraverso questo YouTube, WhatsApp, Instagram, eccetera, insomma, ci colleghiamo con i nostri fans, con le nostre persone che ci vogliono bene e così via. A te la parola, Moreno. Ciao, buonasera mondo. Benvenuti a tutti nella nostra diretta nella pagina di mio fratello Mario Trevi. Io sono Franco Moreno e vi do una buona domenica, mezza domenica, e poi chiaramente una buona vita da lunedì in poi. Mi raccomando, usate le mascherine, usiamo tutte le precauzioni e lascio la parola al nostro grande amico comico, teatrale, storia del teatro di Napoli, Oscar Di Maio. Buonasera amici. La linea è un po' che dov'è? Ancora? Oscar, la linea non va bene. Io sono un po'. Si blocca, Oscar. Perché? Perché c'hai qualche problema tu, Oscar? È un problema con la linea di Oscar. E poi è un problema che questo telefonino che c'ha gliel'ha regalato Mussolini negli anni, mi ricordo quando. Negli anni 30. Vabbè Mario, comunque si blocca Oscar. Comunque se pronto, ci sei Oscar?
Ho un problema con la... Questo è proprio facile. C'hai il problema con la tua linea, perché io e mio fratello ci siamo sincronizzati bene. Come si ha da fare per metterlo? Non lo so, perché è un problema, diciamo, della linea da casa. Noi intanto salutiamo le 600 persone che ci stanno vedendo. Già 600 persone. Ci sono 604 persone che ci stanno vedendo, qua ci sono già i saluti. Sì, ma comunque noi qui non è che no. Si sente. Non ho capito. Sulla pagina io ho un problema. quante persone stanno? Allora, in questo momento la diretta la stanno vedendo 600 persone. Io di qua ho 604 sulla mia pagina. Sì, è quelle, perché poi varia un po' di differita, sono le persone che poi man mano si connettono. Ma noi non ci interessa di quante persone vengono, noi non siamo abituati, sai, a vedere questo. Io sono noi siamo qui solo per farvi compagnia. Allora, il discorso è per sapere se ci siamo collegati con le 3 televisioni americane, perché questo lo devi dire, che noi siamo collegati con Los Angeles, con New York e con New York. Sono 3 emittenti che trasmettono, una da New York, una da Los Angeles, un altro da New Jersey, e si chiamano TV Italy, TV Io Tievo, e un altro si chiama Ciao USA, e vengono controllate dal signor Joe Barone. Per cui non ricordo Barone. No, era capito Pavone. No, Joe Barone, e poi ci sta Gioacchino Di Giorgio, Mario. Vedi che Oscar è scomparso. Comunque noi ringraziamo questi qua che ci sono collegati con noi, significa che praticamente erano a Napoli rindo cuore. Allora Mario, tu lo sai quando sono curioso, e avere Mario Trevi in diretta è come se io per esempio andassi a visitare, questa è presunzione a parte, è come se io andassi a visitare il Colosseo. San Gennaro è povero. No. Allora, per quanto riguarda la storia della musica napoletana, per quanto mi riguarda, e non parlo di nessuno perché ogni riferimento è puramente casuale, per quanto mi riguarda è come se io avessi il Colosseo davanti a me. Non esagerare, se no i nostri maligni abbiano a dire che lui sembra presentuoso, insomma. Io non sto parlando a nome di tutti, io parlo io come fratello di Mario Trevi. Va bene. Io voglio sapere, va bene, quando io ero bambino, perché sono delle curiosità che mi raccontava mamma. Un giorno... Tu sei nato quando io ho fatto la prima volta cantando ufficialmente, perché io nel 57, 56, dal 56 al 58, quando poi sei nato tu, praticamente io facevo la famosa gavetta per cercare di entrare nell'ambiente, perché allora non era come adesso. Allora c'erano delle bombe veramente atomiche, erano i vari Sergio Bruni, Franco Ricci, Maria Paris, Aurelio Fierri, Giacomo Rondinella, Gloria Cristiana, Maria Abate, Tullio Pane, insomma figurati. E allora io venivo bello tomo watto cacchio dal nostro paese Melito per cercare di entrare in questo circuito, e logicamente non era facile, perché sai, chi diceva che posto voglio, chi diceva che resto qua funcil, da Roveno sto qua funcil, deve da qua, mette da qua, eccetera. E logicamente poi nacque che ebbi la fortuna di essere contattato poi che poi ti spiego, perché poi se ce la samba è nata perché Renato Rucco, perché la canzone di Renato Rucco è di Ettore De Mura, che era quello che poi ha fatto l'enciclopedia della canzone napoletana. Penso che io quando vedevo questi grandi personaggi
logicamente mi dava l'impressione di dire, ma crei chi sono? Sono come a me, tengono in mano come a me, tengono luce come a me, però non mi rendevo conto che Ettore De Muro sarebbe quello che ha scritto le enciclopedie, che Renato Ruocca era un grande autore di canzoni, insomma, ha fatto l'ultima sigaretta, insomma, Sospirando una canzone e tante altre. E poi man mano, insomma, ho avuto il piacere di entrare in questo settore perché un altro grande cantante napoletano che era Salvatore Papaccio, che per chi sa la storia della canzone sarebbero i grandi mostri dell'epoca prima della guerra, cioè Vittorio Parisi, Papaccio e Pasquariello, e poi c'era la Mignonetta, Donnarumma, Ria Rosa, insomma, tutti quei grandi artisti. E a un certo momento questo Papaccio stava a casa di questo Rendine, ma questo dopo si ce la Sam. Vabbè, un buon lavoro, perché sennò... La storia è lunga, è lunghissima. Allora, io voglio entrare. Mi permetto, faccio un pochino da mediatore. Allora, io voglio capire un momento se Oscar riesce a connettersi, perché vedo che c'è, però non so se la connessione è buona. Ci sei, Oscar? Adesso c'è. Mi sentite? Sì, adesso mi sentite? Sì. Ah, finalmente, che piacere. Allora eravamo rimasti che mio fratello ti stava presentando, insomma, il grande comico, attore, scrittore, compositore, insomma, cafone, mascalzone, Oscar Di Maio. La storia Mamma mia. Oscar Di Maio, venga. Dica. Allora, prima di tutto, buonasera a tutti quelli che stanno in ascolto, e volevo dire, io ringrazio Franco per tutti questi elogi che mi ha fatto. Voi lo sapete, chi non lo sa, io vengo da una delle famiglie più vecchie del teatro napoletano. La mia famiglia serve il teatro napoletano dal 1875. Oscar Di Maio, mio nonno ha avuto in compagnia addirittura... Non per niente tuo zio Gaetano Di Maio ha scritto Carabinieri, che mi ha buscato un sacco di soldi e si sono creati 1.000.000 di gente. C'è poco da fare, sei sempre un cafone, perché tu sei il cafone. Ora ci arrivo a questa storia, non ti preoccupare. Parlando della storia, pensa che Gaspare Di Maio ha avuto in compagnia scritturata Eleonora Duse e Salvatore Testimone. Però io sono molto legato alla famiglia, io dico la famiglia Trevi, perché voi di cognome fate Capozzi, però essendo il capostipite il grande Mario, per me siete tutti Franco Moreno, riferimento. La gente deve sapere che la prima volta che io ho fatto il comico protagonista in vita mia è stata grazie proprio a Mario Trevi. Vabbè, ma è stato lui che mi tiene a battere. Perché sei entrato nella mia compagnia? Perché tiravi i a chi lo povero trottolina. Ragazzi, allora, per chi non dovesse saperlo, lui prima l'ha detto, per chi mi conosce sono il cafone numero 2, perché il vero cafone proprio in da patente, in dei documenti, segni particolari, cafone, è lui, è Mario Trevi. E poi vi spiego perché sono il poi per chi conosce Franco Moreno, un grande cantante, mi giuro, su bene che gli voglio, Franco Moreno come cantante è da nastro d'argento, ma come comico è da premio Nobel. Da premio Nobel. Pensate che mi fa fare con tutti i WhatsApp che mi manda. Frate è comico, ma che senti? Franco Moreno, un grande comico, dice delle cose a me scusami, tu mi conosci come cantante, ma io nel mio DNA ho un'arte nascosta che si chiama comicità. Sì. E allora mo praticamente sei vedo scritturatissimo a te. Appena fai scusi, Mari, ma... appena fai Mario, scusami. Prego, Oscar, vai. Ma tu quando lo senti cantare non ti scappa a ridere e non è comico. Dai.
Senti, volevo Ma dire... vorrei sapere, ma Salvatore Piccolo sta anche lui inquadrato, la gente lo vede. No, sto qua. Io faccio da mediatore dietro le quinte. Senti una cosa, Oscar, Però ma tu, la gente non lo sa che praticamente quando tua madre lavorava con me, tu venivi a prendere tua mamma, insomma, ti imparava tutto lo spettacolo, tutto il copione, ti metteva a rete quinte, eccetera, eccetera. E che poi è successo che a Torino, mi sembra, è vero? A Torino. il secondo comico, Torino stette male e io lo sostituì. Perché praticamente non si sentiva buono, io dicevo come facevo, come facevo, e tu mi stai cacchia, dopo, dice se permetti io posso fare la parte di Trottolino. Io dico guardai, certi chi sei un mio pazzo. Mentre invece, insomma, guarda un poco, sei diventato qualcuno. Ma quella cosa è passata alla storia, Mario, perché tu avessi un coraggio da leone a farmi debuttare come primo comico. No, ma io però sentivo perché giustamente tua mamma Maria Di Mai, tua zia Olimpia Di Mai, l'altro tuo zio, insomma, Gaetano Di Mai, c'è pochissimi, si è tutti scemi, te ne sempre rende vero palcoscenico triati, capito? Io ti ringrazio perché una parola che porti avrei come fa piacere a certi momenti. Allora, ragazzi, io mi dovete scusare, però io ho delle curiosità. Ho una curiosità per Mario Trevi e una curiosità per Oscar Di Maio. Allora, Mario, io mi ricordo che quando io ero l'ultimo degli 8 figli della famiglia Capozzi, e tu non eri ancora l'illustre Trevi, stavi iniziando la tua carriera, a casa nostra venivano un sacco di artisti importanti che io non sapevo. Sì, e un giorno si presentò una signora rossa di capelli e io dicevo mamma, ma chi è sta rossa? E mamma disse, non vuoi costumate che ti faccio asciugare sangue per tutte parti. Questo era il nord, come arriverà dall'Inghilterra. Questa signora rossa, scusami, era e perché veniva a casa nostra? Che cosa stavate già armando? Quella era Milva. Era la cantante Milva che veniva a casa nostra, insomma. E che veniva a fare, voglio sapere, facciamolo sapere alla gente. Perché praticamente, insomma, stavamo a contatto, stavamo insieme, sai, insomma, la sua casa discografica praticamente incominciava a sondare tutte le cose dei festival di Napoli, eccetera, eccetera. E così nacque che io poi cantai Mare Verde assieme a Milva, hai capito? Che poi vincevo il secondo premio. Sì. Per cui era una coppiata di festival di Napoli. Sì. Era il giugno canoro del 1961 che vincemmo il secondo premio io e Milva, hai capito? Sì, andiamo, sentire sta bella canzone. Il marito si chiamava Corgnati, Maurizio Corgnati, che aveva 30 anni più di lei. Sì. E stavamo sempre insieme, capito? Però con la differenza che lei era... il marito? Che lei c'era Milva e abbusciava i soldi e lui ci bussava i fammi, capito? Questa era la differenza. Il marito come si chiamava? Il marito di Milva si chiamava Maurizio Corgnati. E teneva 30 anni di più, quindi era corniato veramente, penso. Ma sei un cafone proprio vero. Ciao, mi sentite sta verde. Adesso questa era Mare Verde. Mare Verde e Marzocco. Questo era Mare Verde di Marotta e Marzocco, sì. Vai.
Questa canzone qua, l'arrangiamento lo fece un grande maestro che poi faceva Canzonissima, faceva Teatro 10 con Mina, attenzione. E questo invece l'arrangiamento si chiamava Franco Pisano. Ma quando io sono entrato, diciamo così, in questo giro, Milb, Franco Pisano, tutta questa gente qua, il signor Ruggiero della Royal, che poi lui si vendette tutta alla Durium, perché a Durium capì subito l'ingranaggio, e disse vicino a questo Ruggieri, a Pollio, che erano quelli là che avevano creato questo marchio Royal, e disse vicino a questi due, disse: sentite, io mi voglio comprare tutto quello che avete, perché io voglio Mario Trevi, se voi mi date solo Mario Trevi, quando vi devo, e se mi prendo tutto, quando vi devo. E allora Ruggiero, che era un grande commerciante, aveva proprio il senso del commercio, sparai una somma che c'è a voi, chissà che fanno, per l'amor di Dio, io sei scema, ma che te pensi che sto così nato? E invece chi diceva, venite a Milano, ci rettano i soldi, e io passai con la Durium, dalla Royal alla Durium, cioè praticamente Melito e New York, capito? La Durium di Milano. Che praticamente la Durium era una casa discografica all'altezza come l'RCA, come la Ricordi, come la CGD, come la Fonitti, eccetera. Capite? E allora, quando mi sono visto in mezzo a tutto questo fatto, allora ho detto, ma che sta succedendo? E poi, logicamente, si fece il Festival di Napoli, praticamente, quello era nel 62. Dipende quale... 62 era settembre con me. 61, esatto, 62. Perché a giugno abbiamo fatto il Giugno Canore, abbiamo vinto con Mare Verdi e Milva. Poi sempre... fermati, poi andiamo dopo, perché adesso io ho altre curiosità per quanto riguarda il teatro napoletano. Ne so poco del teatro napoletano, conosco qualcosa della famiglia Oscar Di Maio. Io voglio capire chi è il capostipite della famiglia Di Maio, chi è che ha iniziato a scrivere copioni e canzoni, e dove hanno iniziato e con chi hanno lavorato. Prego, signor Di Maio. È molto parlo Di Maio. Dunque, la famiglia Di Maio comincia a servire il teatro napoletano dal 1875 con Crescenzo Di Maio, che scriveva per Federico Stella. Crescenzo ebbe dei figli, tra cui Oscar e Gaspare. Gaspare era l'autore, insieme ad Oscar, si alternava della celebre compagnia Cafiero Fumo, la compagnia di sceneggiata dalle quali poi sono nati gli altri. Oscar ebbe più di un figlio, tra cui mia mamma, che diventò subito l'attrice giovane della Cafiero Fumo, dove in compagnia ci stava Tina Pica, Titina De Filippo, e fu là che mio nonno Oscar scrisse il personaggio per Tina Pica, che si chiamava Cavella. Poi la tramutarono, la fecero diventare Caramella, e mio nonno la presentò a Vittorio De Sica, e così è nato il connubio fra Vittorio De Sica e Caramella. Poi ci stava Olimpia che pure è stata in compagnia con Mario, ha fatto un sacco di film, la mamma celebre di Massimo Troisi, scusate il ritardo. Poi ci sono stato io, ancora dopo di me viene figlia Marzia, che ha soltanto 29 anni, ma ha debuttato a 4 anni, perché noi abbiamo cominciato tutti piccoli essendo figlio d'arte. Se tu pensi che io ho 60 anni e 52 anni di carriera, è incredibile che ho cominciato a 8 anni. Questa però ti ripeto, una delle cose
che più tengo nel cuore io è quando debuttai come primo comico, perché per me quello era un trampolino di lancio troppo bello, perché ho sempre voluto fare il comico. Oscar, Perciò io voglio bene perché è solo lui che me l'ha fatto fare, perché non ci credeva nessuno. E poi senti, storicamente Mario fece una cosa bellissima. Mi senti? Mi senti? sì. Io prendo 10.000 lire al giorno come paga, e già era una paghetta, perché mamma pigliava 75.000 lire al giorno, figurati, la mano a Mario Trevi, 75.000 euro al giorno, 75.000 lire al giorno. Quando io sostituì Trottolino, Mario Trevi regalò 50.000 lire. 50.000 lire. Questa è l'epoca del terremoto, se ho capito. All'epoca lo disse Bruno Vespa. Bruno Vespa, siete fermate il mondo! Mario Trevi ha regalato 50.000 al Di Maio. Oscar, senti, come i cantanti hanno una storia canora di canzoni, diedette, eccetera, mi puoi dire i titoli dei copioni e degli spettacoli di Di Maio, importantissimi, che tu porti ancora nei teatri d'Italia? Allora, parlando di Crescenzo, a Zing, questi qua che sono stati proprio quelli che hanno tagliato il nastro della gloriosa sceneggiata. Poi l'ultimo Di Maio, che era zio Carano, che era amico, molto amico anche di Mario, sono titoli, molti titoli: Il morto sta bene in salute, Don Pascafa Acquapip, Arezzo 29, Un Bambaniere e Tre San Giuseppe, Briest Mammuglieret, Un paese mise guai. In Sicilia vanno molto forte. In Sicilia sono compagnie amatoriali che fanno il repertorio di Di Maio e sono decenni che vincono i premi con le compagnie, con il repertorio di Di Maio. Ma diamo un saluto a tutta la Sicilia che ci sta seguendo. Io sto leggendo i messaggi sulla mia pagina. Grande popolo la Sicilia. Non mi ricordo mai una volta di aver pagato un caffè in Sicilia. Mandiamo un saluto particolare a Piero Cannate e Io Budduzzo e tutte, insomma, la festa che fanno lì, insomma, mi sembra San Michele un bacio a tutta Palermo, a tutti i comitato festa, a tutti gli amici palermitani. E anche un bacio a Pasquale Romagnolo, a tutta la famiglia Romagnolo, insomma, a tutti i siciliani, in particolar modo a tutta la Sicilia, a tutta Palermo. Ok, senti maestro Oscar, passo al maestro Mario Trevi. Mario, raccontami un poco l'accoppiata con una canzone che fin quando io vado su YouTube e sulle pagine di tutti ho visto che questa canzone è stata incisa da oltre tra illustri sconosciuti e personaggi importanti del mondo, va bene? Nel mondo è stata cantata da oltre 180-200 persone e sarebbe una canzone che so che tu hai fatto una accoppiata, che io ero sempre l'ultimo dei fratelli Capozzi e tu hai fatto questa grande... Perché poi è nato Francuccio poi. All'ultimo. Tu dopo fatto Mare Verde hai fatto qualche altra canzone e poi è arrivata Indifferentemente. Vogliamo capire? Indifferentemente è nato dopo Settembre con me. Allora, io nel 61 ho cantato praticamente Mare Verde con Milva e abbiamo vinto il secondo premio. Poi nel 61 sempre ho cantato Settembre con me, va bene? Sempre a un festival di Napoli? Settembre con me la cantava mia e Claudio Villa. No, tu e Johnny Dorelli. Ah, io e Johnny Dorelli, sì. Ma quelle ne sono tante che io poi, capite, mi compongo. Allora, Johnny Dorelli era sempre uno di quelli che veniva a casa da noi, Claudio Villa, eccetera. Allora, Mare Verde l'ho cantato con Milva, che veniva da Sanremo, che aveva vinto il terzo premio con Il mare nel cassetto. Sempre nel 61 ho cantato Settembre con me con Johnny Dorelli, che teneva una canzone che era Fine Romuno, carissimo Pinocchio. Quando io avevo questi accoppiati con questi grandi artisti,
Ogni tanto io dicevo vicino al mio discografico, cioè al presidente, che era un turco, questo presidente, Cinesold, Mintancan, si chiama Krikor Mintancan. Sempre chi con, no Scar? E allora io dicevo, signor Mintancan, ma voi mi accoppiate con questi grandi artisti? E allora lui mi guardava e diceva, ma tu c'hai qualcosa da perdere? Io dicevo, no, non hai niente da perdere. E invece, io ti accoppio con questi grandi artisti per vedere se puoi diventare qualcuno. Però chi era intelligente, chi già sapevo fatto suoi, capito? E questa canzone che tu parli, come si è piazzata al Festival di Napoli? Come si fu piazzata? Quando arrivò in classifica? Sì. E non mi ricordo. Arrivò settima al Festival di Napoli del 61. E comunque era di Antonio Vian che sta a casa, sarebbe chi che ha fatto Luna Rossa. Renato Fiore, che sarebbe figlio di Francesco Fiori, che ha fatto Suono a Marigliare, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo parlando dell'arte. Insomma, tutti gente, capito? Mario, e come arriva poi l'accoppiata Mario Trevi, Mario Abate con Indifferentemente? Mario Abate, anzitutto Mario Abate è stato ed è e rimarrà sempre veramente un grande amicone mio, un grande fratello proprio bello, simpatico, verace, insomma sincero. Figurati che noi facevamo le feste di piazza, no? Partivamo dalla ferrovia, là alla ferrovia c'è un negozio, un washer, diciamo, no? Che si chiamava Deposito Bagaglie, che significava che tu, per esempio, metti la valigia là dentro e chi le dicevo numero 7 che è Mario Trevo, numero 5 è Mario Abate e rimanevi fatti i nostri là. E partivamo dalla ferrovia e andavamo a fare le feste di piazza. E poi ritornavamo alla ferrovia e ci fermavamo a parlare Mario Abate, la Paris, Nunzio Gallo, insomma Giacomo Rondinella, Aurelio Fieri. Era una specie di rilassi, capito? Un rilassarsi dopo lavorato. Okay? E Mario Abate è rimasto proprio nel mio cuore sempre. Gli ho voluto e gli voglio veramente tanto bene. Come si classificò Indifferentemente al Festival di Napoli? Arrivammo al secondo premio perché praticamente lì vinse la canzone Yambia con Nunzio Gallo e Maria Paris. Sì. Però diciamo che in quel caso la gente ha protestato perché come infatti Indifferentemente è rimasto un classico napoletano che poi tutti gli artisti se la fanno di loro proprietà, capito? Ognuno che canta Indifferentemente dice che sia amici, che sia amici, che sia amici. Ma non ha importanza, quelle, diciamo così, è la storia che fa la storia. Perché Indifferentemente è una canzone che abbiamo creato io, Mazzocco, Martucci e anche Peppe Russo, sarebbe chi che ha fatto Vierni, chi che ha fatto non sa che belle canzoni, Peppe Russo, insomma. Però non sta scritto alla SIAE come partecipante su Indifferentemente, perché Peppe Russo era una persona molto modesta, molto educata. E allora ecco perché in quella canzone non usciva la parola, insomma, si tu maccire, insomma, diciamo, ci bloccavamo sempre, perché tu devi sapere, per fare delle cose belle ci vogliono i mesi e gli anni addirittura. Mazzocco, la vogliamo sentire un poco? Un po' indifferente. Vai, sentiamola. Verso la regia madrigale. Ma tu stai facendo regia. Ma tu stai facendo Mike Buongiorno allora stasera? Sì, caro, Maurizio Costanzo, chic.
Ok, allora pensi che Mario, scusami, questa aspetta, canzone, scusami. Allora, stanno arrivando dei messaggi che io leggo. Saluti da Berlino, dall'Argentina, da New York, dal New Jersey, dalla Florida. Pure da Berlino, vedi, sono tutti quanti. Senti una cosa, questa canzone qua, quando l'abbiamo cantata? Aspetta. Rosario Selluato. Scusami, vai, prego. Niente, quando questa abbiamo fatto questa canzone, praticamente era la finale, la finalissima, no? E allora praticamente, sai, io aspettavo con due occhi fuori, dico, ma qua che succede? Ma un premio chi sono viti qua? Perché è Mario Abbato a un certo momento si mette un treno e se ne va. E allora io disse, ma a che vai, Mario? Cioè, disse, ma che mi perdo il tempo a fare, chi sta ormai là, già è fatta la passetta. Mentre che dice è fatta la passetta, chi è che presentava? Michael Buongiorno. Buongiorno. Michael Buongiorno. No. Era Filogamo, Nunzio Filogamo, e il secondo presentatore era Pippo Baudo. Pippo Baudo, mi ricordi. E Pippo da un certo momento, bello e buono, esce dopo palcoscenico mediterraneo. Sì. E a un certo punto chi strisce primo premio Nunzio Gallo e Maria Paris Yammia. No, erano Claudio Villa e Maria Paris. Claudio Villa e Maria Paris Yammia. Permessi questo qua, poi a un certo momento dice secondo premio indifferentemente Mario Trevi, Mario Abbato piglia e magari un gol a me, come se mi smanenna. Senti, ma che cazzo stai passando? Scusate. Metti un pip qua sopra. Hanno pigliato un secondo premio di me tu. Senti, ma non c'è mai vinto niente. Ma mi pare troppo strano, mi sono scurucchiato in dentro l'occhio. Mario, dammi un attimo per Oscar Di Maio. Oscar! Pronto, prova, mi senti? Prova. Sguagu, sì, sono in attesa, parla. Senti, allacciate. Allora, ti volevo dire, io sono curioso, ma tu che vieni da un teatro così elegante, così intelligente, così intellettuale, come ti è venuto in mente all'improvviso di fare un personaggio intelligente con eleganza uguale, però chiamandosi Ogafone? Fammi capire. Perché a me mi piacevano gli animali, mi tenevo tutti gli animali, tenevo ciucce, cavalli, pecore, galline, crape, pavone e cose. Sto disgraziato, venite a casa mia e si pigliava l'idea e si metteva a Ogafone in mezzo agli animali. Che balle fine, le paglie. E capite che fa? Ma mi insieme ciuccia, amica. Allora, ci stanno due risposte a questa bella domanda che mi hai fatto. Sì. Il cafone, a differenza dei personaggi che cacciano i personaggi, no? Mentre invece il cafone
è diventata una maschera, e tu sai che la maschera è la cosa più importante, più bella che può capitare a un attore nella sua vita, creare una maschera, no? Infatti, se tu pensi che Roberto De Simone, grande Roberto De Simone, disse che io ero il Pulcinella del 2000, e questa è la cosa più importante per me, la mia laurea. Poi invece riguardo al fatto del cafone, questo per dare sempre ragione a Trevi, perché Trevi aveva ragione sempre. Io se non ero, ho fatto 40 anni di teatro con Nino Taranto, Edoardo De Filippo, Luisa Conte, tutte cose, finivo a aprile di lavorare e a me una lira. Se non garravo cafone, se mi fanno ancora un padrone casa, mi capite? Oscar, in quale spettacolo di Mario Trevi hai lavorato tu? Papà sicuramente, una commedia musicale con risvolto drammatico che si chiamava Papà, dove per la verità, scherzi a parte, l'affetto che ci lega, Trevi prova di attoriale molto bella, che Trevi è un grande cantante, ma tutto, ma dal punto di vista attoriale diede una bella prova. Per la verità fu diretto molto bene, perché lui si affidava molto alla direzione artistica all'epoca che la curava mia mamma, e fece un cieco veramente da premio. Pensa che riusciva a stare 40 anni con l'occhio aperta così fissi, e si girava alla maniera di come si girava il cieco, veramente da grande attore. Sì. Mi dispiace, sempre male parole, io faccio sempre complimenti, ma caccia è passato nuovo. Oscar, un'altra domanda che ti voglio fare: tu nella tua carriera hai cantato canzoni, perché io ti ho visto, perché mi sono un poco informato sulle pagine ufficiali, hai cantato un po' di tutto. Ah, che bella pace che tieni, queste canzoni un po' a controsenso, no? Però c'è una canzone che io quando la sento, e ti obbligo di credermi che mi commuovo, perché far ridere è difficile, far piangere è facile. Tu canti una canzone con un'interpretazione così bella, ed è una canzone bellissima tua, drammatica, parla di una maschera. Ho capito di quale parli, però io non te la posso fare ascoltare, lo può fare solo Salvatore eventualmente. Quasi, non so se lui ce l'ha. Che cosa, il macchiettista? No, il macchiettista è, secondo me è un capolavoro. Chi è l'autore di quella cosa? Castiglia Visco. Ah, Castiglia Augusto Visco. Ma vado, facile sentire proprio questo. Subito. Quest'opera per me è bellissima, Oscar. Sentite, popolo. Tutte sere salgo su in pedana, la gente ride quando vede a me. Io sono il macchiettista demenziale, se spassano soltanto a vedere. Faccio ridere assai e si scordano i guai, con le battute in qualche po' così. Sono diventato il re del cabaret, e invece io chiagno, sapessi amormi come chiagno, e mi nascondere la calzata, e non faccio capire a me la strada. Ma ora chiagno, sto cuore innamorato e non si cagno, pure se può vagliarci se l'ora, perché campava solo quest'amore. Bella, ragazzi, un bacio a tutti gli amici da Gragnano. E allora, Oscar, grazie per il regalo che mi avete fatto, grazie. È bella questa canzone, e poi ci stanno le tue interpretazioni dei brani che io sento da te, da Nino Taranto e altri grandi. Passiamo a Mario Trevi. Quella è chiaro. Passiamo a Mario Trevi, signor Mario Trevi, caro fratello. Dopo ti voglio dire che ci sta seguendo nostra sorella Geppina,
Ah, Geppina, Geppina. Ci sta seguendo ci sta seguendo nostro cognato Mimì o Spaccalegna, marito della nostra buonanima Concetta. Ciao Mimmo, un bacione a te e a tutti i tuoi figli, ai nipoti, a tutti quanti. Tutte le nostre nipoti, ci sta seguendo nostro fratello Raffaele. Ciao nostro fratello Frank Thiel e tutta la famiglia Capozzi, pure chi sta all'estero e chi sta a nord, mi stanno scrivendo qua. Un bacio a tutti Capozzi. Mario, a me sai che mi piace sapere, ma mi puoi raccontare però breve, mi devi raccontare quando è nato Filippo e mamma faceva la fruttivendolo. Tu che hai fatto? Mamma va bene le cerase a Porta Capuano. Allora aspetta, la nostra mamma andava a vendere le ciliegie a Porta Capuano a Napoli, per chi non capisce il napoletano. Mamma no per offendere una grande commerciante di cerase. Vai. Mamma faceva rebbito con tabaccaro, un ciccio tabaccaro. Si pigliava due sport di cerase e metteva nel tram e arrivava a Porta Capuano. Poi si metteva in terra un marciapiede e vendeva, apriva il suo commercio. Poi io guardi vicino e diceva: ma tu qua non puoi stare, ce l'hai il permesso? Mamma diceva: sentite, brigadier, o permesso, so che i figli miei che buono mangiare, perciò dice: ma io devo fare la multa. Mamma diceva: vabbè, ma ci diamo la multa, tanti non tengo niente, ma muore di fame. Chi mi diceva: buono, state buono. Mamma ci metteva due ciliegie, che avevano vuoto, sarebbe il cartoccio, e io a casa praticamente insomma accudiva a Filippo, a Concetta e a Geppina. Hai capito? Senti, ho fatto anche la cameriera alla Baria, capisci? Hai fatto il badante. Un badante. Senti Mario, è che il bello 1100 che ti accattaste con che li due alla rete bianco. È quello che il 1100 là praticamente Moretti, il signor Poli sarebbe uno dei soci della casa discografica Royal, e che io poi ce l'aveva scontato perché giustamente chi le dice: voglio mi devi pagare, ma poi sai cose erano buone, ma ne nei dischi, io dicevo: signor Pollio, diceva: buona, mo te regalo sto coso. Senti Mario, prego Oscar, dimmi. No, perché sennò passa il tempo e non ha più senso. Riguardo a Filippo, vostro fratello, tengo un aneddoto, lo posso raccontare? Buonanima, perché non c'è più Filippo purtroppo. E perciò dico, lo posso raccontare questo aneddoto? Prego. Allora, devi sapere, tu frequentavi poco la galleria, Mario non veniva mai, io ci stavo sempre. Tutte le mattine veniva Filippo. Non a Lucca, nella casa mia. Allora una mattina venne Filippo, e chi non lo sa, Filippo somigliava a Mario in una maniera incredibile, una somiglianza con Mario fortissima. Allora decidemmo di andarci a prendere un caffè fuori dalla galleria, andammo e ci portammo a Filippo. Entriamo il caffè, al momento di pagare ricetta o padrone Rubar, no, è tutto pagato, lo stiamo offrendo al maestro Trevi, la possibilità Filippo. La mattina preso io siamo trovati come ci abbiamo più caffè la mattina, ma aspetta Filippo, Filippo c'è Filippo, ma la cacca serve, era diventata un'estorsione. Filippo capò la differenza, era più timido, era più così. Un caffè, me ne devo fare questo per un mese. Allora gentilmente il caffè, che non solo il caffè, i più avete un maestro Trevi, c'è una sfogliatella, però la pare brutto. Ma che state dicendo? Portate una sfogliatella al maestro Trevi e caccia che Filippo
parlare, se ne tornano che hanno e facciamo una figura e merda e per dire sfugliatelle e caffè. Avanti, non mi sei sfugliatelle. Mario, dopo indifferentemente, che ti è arrivato come canzone? Mi ha detto festival e mi parla un'idea e cantava a me Robertino. Robertino. Che cantava solo mio, un disco solo prima di gettere in da luna e assieme insomma agli astronauti in da luna. Bello. Ma parla di te. Ma parlano di te, Bella. Sempre Festival di Napoli. Questo Sì. solo inciso pure io, Franco. Che stiamo parlando di te, posso festival a Rovincetto, tu sei una cosa grande con Modugne e a Ornella Vanoni. Ho capito. Ma parlerete tutto quanto ma parlerete quando dite che pazia come mio e te ne ride ma parlerete e non voglio sentire hai solo per te l'amore senza più e solo male può fare non ci Bella. Allora, andiamo avanti, Oscar. Qui. Allora, dimmi un pochettino, al di là del maestro Mario Trevi, con chi altri artisti hai fatto parte della sceneggiata? Ma io ho lavorato con tutti quanti, Franco. Chi c'ho nel cuore da sempre è la compianta Luisa Conte, che era grande amica di mia mamma, con la quale avevo un rapporto come un figlio proprio. Sono stato con Nino Taranto, Carlo Taranto, Ugo D'Alessio, Pietro De Vico, Gennarino Palumbo, Beniamino Maggio, Rosalia Maggio, Trottolino. È il personaggio più bello che ti è rimasto nel cuore, che tu hai fatto, in quale spettacolo e quale? Dunque, gli asciutto pazzo Parmigiana, che era un sacrestano, però che aveva l'animo di un bambino, era un da morire, l'ho visto. Queste cose, ma ci siamo dimenticati di un grande spettacolo che abbiamo fatto insieme noi, dove tu eri il primo attore e io e siamo stati per tutte le ti sento male. di ridere. Che succede? Non muovere niente, che è successo? No, sta a posto, non è che ti sei capitato tu. Sto telefono che se te ne bella, ogni tanto si accappotta,
Ma Franco, non ti voglio far preoccupare tutte e due. Mario, dammi un consiglio pure tu. Io non sto tanto bene, secondo me. C'è la domenica. Perché è un periodo che come mi aveva 2 litri di vino, mi avevano pochi malicate. Ma che sarà? No, allora vino a mese e devi prendere la grappa. No. Oscar, un mio consiglio è diverso da quello di mio fratello Mario. No. Allora, come o vino lo fa venire poco e l'ure capo, no? no, è perché lui, siccome che è una persona che ci rientra da 2005, quando si beve 2 litri va a riserva, per cui lui fa o 5 al litro. Capite? No, forse non lo so spiegare. Il vino praticamente è fatto con l'acqua. Invece mi senti, Oscar, o no? Come no? Come no? Allora, tu fai una cosa, da domani leva a mia vino e pigli 2 litri di grappa e ti metti a tavola. Ti fai il primo bicchiere un coppo di maccherone, il secondo bicchiere però che non va da 6 al litro. Insomma, praticamente per quando arriva la frutta ti avevo tutti i litri di grappa. Si non va in terra e allora che stai buono. Mario, Senti Franco, ti ricordo che per le parti, ma Mario sa queste cose ce le contate mai? no, un caporeparto la sceneggiata che feci io con Armando Rossi. Ma tu ci dici? Armando Rossi. Dici le cose che io ci posso fottere pure, però. Allora Mario, devi sapere che noi facevamo questa sceneggiata dove Franco cantava questa canzone con successo, dove lui diceva si chiamava Capere Parte, diceva Capere Parte, era che sa la canzone, no? Sì. E mancavano a me in scena, mi facevano una ragazziata che ero frate scemo, insomma, Capere Parte, cosa. Allora io per fare in scena, tutte le sere, io mi vicino e diceva, vabbè, dopo mi tratta malamente, per mezzo che sia frate Roca, e rideva tutte le sere. Senti, ti voglio raccontare una storia, parliamo un po' anche di qualche cosa che fa piacere alla gente. Praticamente io feci la sceneggiata della pagella nel 78. A un certo momento, insomma, scritturai a Lino Crispa, a Bianca Sollaz, insomma, c'erano un sacco di artisti bravi. E allora Crispa mi disse vicino a me, dice, guarda Mario, io voglio questi soldi al giorno, se no non ci vengo. Va bene. Siccome che Giovanni Fiorenza era uno certamente non all'altezza di Gaetano Di Maio, però scriveva insomma questi copioni per il Teatro 2000 con Alfredo Razzieri, insomma, che era il gestore del Trianon all'epoca e del Teatro 2000. Allora, siccome che a me mi stava bene perché io avevo letto il copione e andai a leggermi la parte del comico, cioè ti cacciava per forza Pasquale Crispo. E allora a un certo momento mi misi d'accordo, insomma, lo scritturai, abbiamo fatto per non farla lunga. Da questo a un certo momento lui aveva un incidente, sai, insomma, mi senti? Sì, come no? E allora che faceva? Teneva una parte che io sotto la macchina, si sentiva un rumore per esempio da dietro alle quinte e a un certo momento poi veniva in scena, sai come si combinava lui in coppie e stampelle, tutto che si pigliava insomma o su insomma si faceva tutto nero per dare l'impressione che era sotto la macchina e lui doveva dire vicino insomma a spalla, no? Era dicere senti Simone non mi mettere in da fosse moglie mettimi in da fosse sorda, va bene?
Questo è un fatto che lo deve sapere, perché sa quanta gente poi stanno ascoltando questa trasmissione e quanti di quelli hanno visto la sceneggiata a Pagella. Va bene. Io me la ricordo. Allora stavamo al Teatro 2000, ma non ti dico, c'è stato un mare di gente. A un certo punto io mi chiamo a Pasquale dietro alle quinte e dico: senti Pasquale, vieni qua, guardi che tu adesso vai in scena, tu devi dire esattamente: Simor, non mi mettere rinda a fosse mulher, mettimi rinda a fosse sorda. Tu mi hai capito, boh? Perché io se no ti faccio tre multe, non uno. Io dicevo: va bene, va bene, va bene. Stupiezze cornute, scusatemi della frase, che fa questo? Vai in scena. Allora questo va vicino a spalla, no? Dice: non so come chiamava, come facevi? Che si accostava sotto, dice: che? Dice: sì, ma siamo coppa a Istanbul, sai, tu renditi conto che sto Lino Crispo, coppa a Istanbul, con un vestito che per esempio un gol a Pavarotta e so te visse un gol, che lo dico a fare? Tutto quello c'era brutto, no? Figura, c'è ancora più brutto come era brutto. Non mi mettere rinda fosse mulher. Invece dice: mettimi rinda fosse sorda, dice la mala parola. E com'è che parava la parola? Dici, non la sai, qual è? Comunque ci ha ravutato triate, un minuto di applauso, poi chi si sa che ancora è l'ultimo, guarda a me in te quinto e dice: capite che sto zitto, state zitto, Mario, visto che stai parlando di questa cosa, permettimi un attimo, è una domanda, scusate alla gente che siamo in diretta, ma è una domanda privata che voglio fare a Oscar e tra amici. Ma stamattina quei due nostri amici in comune che abbiamo sono giù a pescare. No, come no? È giusto? Kite sabato. Non ho capito. Kite. Hanno trovato i vigili in coppa a spiaggia. Scusami, quelli sono venuti a pescare, scusa. Ma quelli sono soprannomi, chi c'è secchi, chi non si chiama Giovanni e non si chiama Pascale, solamente come Oscar, come senti, io. Adesso voglio fare una cosa che fa molto piacere al pubblico che ci sta vedendo. Voglio che si rammenta questa canzone che abbiamo fatto io e te, che veramente si è reputata proprio la situazione in una forma che quando andavamo a lavorare, specialmente poi a Palermo, quando andavamo insieme e aspettavano il momento che cantavamo le canzoni insieme, che era veramente un delirio. Sa, quando segnava Maradona, no? Così. Sarebbe un frate grande, vai, voglio io così. Aspetta, Salvatore, aspetta. Mario, aspetta. Prima che mettiamo questa canzone, siccome che parla di famiglie, frate, sorelle, sangue, mamma, vuoi dire qualcosa per quanto riguarda domani che possiamo uscire per questo Covid-19? Qualche consiglio e poi passiamo a sta canzone. Agli amici che stanno in ascolto per domani? A tutto il mondo che domani ci liberano. L'ho detto già un'altra volta. Ma sì, questa è una cosa che parliamo alla chiusura, quasi alla chiusura della trasmissione. Non ok. Va bene, vai. Allontana un poco. Mario, a me tu sei lo meglio di tutto quanto. A me sei stato e il resto più importante. Sei stato scuole vita e scuole grandi. E sono venuto che mi sei fiato. A me facevo un ragazzo poco di vita. Che non mai cazzo mi stai dicendo.
e cercare se poter assomigliare. Ora a me, ma capitai questa emozione. Proprio quando ero guarito come a te. Tu stai rintorno di sta città e si tornisce poi cantare. Esce la prega ma nascondi per me sargente e per me sempre cantare e per potermi assomigliare rifaccio tutte cose tu per me ma se me dai un po' di cosa che te io ti prometto da scommetti si canzone la con nessuno cantato dopo di te canto per Napoli e canto pure per mamma cara la vita a me. Bella, 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 bella. Senti Mario, allora salutiamo un attimino a Gio Barone da New York, salutiamo TV Italy Los Angeles, TV Io Chievo da New Jersey e ciao USA da New Jersey. E poi un saluto alla California e tutto il mondo, alla Florida, la Germania, l'Argentina che ci stanno guardando e un bacio a tutto il mondo intero. Ti salutano a te, a Oscar Di Maio e a me e a Salvatore Architravo. E poi hanno detto il nome del tuo cane, qual è? Questo qua, ma ve lo faccio vedere, eccolo qua. Questo qui, se non sta in braccio a me, non mi fa fare niente. Eccolo qua. Questo è il mio pupillo. A papà? Questo è il mio... somiglia a Oscar. Capito, Oscar? Oscar, hai fatto vedere il mio cagnolino. Che dici? Niente? Si mette scordate che quando venite a casa dei muro di muzzica per forza a me. Io non vorrei se faccio ammazzo quando sei musicante non me ne ero accorto proprio che tenevo cagnolino. Io appena l'ho visto ho detto cacchio somiglia tanto a Oscar, secondo me ti voleva morsicare. Gli animali, lo sai che mi è successo in un solo giorno? Che sono una barzelletta, che stiamo perso fatto. Dici? Sono andato dal fruttivendolo che sta in campagna fuori da me perché fa il vino buono, no? E l'ho fatto vedere, Frank. Sono riuscito alla macchina, una Vespa, mi ha dato un morso in capo, poi tengo ancora la medicazione. Io sul momento non l'ho valutata, si è indurzato mezza capa. Ma che è successo? Il fruttivendolo, io tenevo le bottiglie vuote, devi sapere che quando esco a fare la spesa di ritorni pago un pigiama perché mi scoccio il vestito, no? Sono entrato in questa campagna e tenevo tutte queste bottiglie di vino vuote in mano. Hai tuo campagnolo, Oscar, mettetelo più avanti. E io ci ho andato, no, mettetelo più avanti, più avanti. O cornuto sapeva che alla terra si va la papera guardiana, che era quella tutto qua. Io mi sono chiuso per calare, mi trovo in intero. La papera guardiana mi sembra proprio in culo, ma 29,30 non mi ha chiappato. Ma si viste che ancora in luce. Mario l'ha chiamato in un punto, la papera ha fatto il capriolo perché stai vinto a Jos. Intanto si è alzata a terra, ma c'è avuto chiudere in la macchina, la papera con bene, pam 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 pam. Quelle papere sono più guardiane di cane, sai? Ma non immaginavo che mi ha dato proprio in gol. Ragazzi, Mario,
sai che diciamo, quando Leonardo, che mandiamo tanti saluti a Leonardo Ippolito, un caro amico, un bacio, uno che c'ha Napoli nel cuore, è un grande competente, insomma, viene dalla nostra scuola, perché praticamente lui aveva lo zio che si chiamava Giosuè Ippolito. Dovete sapere, ragazzi, specialmente alle persone che stanno in ascolto, quando è nata come si chiamava quella canzone? No, a Luciana. La Luciana. A Luciana, Giuseppe Cioffi fece questa canzone a Luciana. Ma Giosuè Ippolito, lo zio di Leonardo Ippolito, che sarebbe poi il fratello del padre di Leonardo, che si chiamava Carmaniello Sette Bellizze. E allora questo Giosuè intuì subito che questa era una canzone di grande successo e fece la sceneggiata. Che pensò di fare questo qui? Invece di fare la pubblicità come si facevano, sai, i nostri tempi, che si metteva la macchina con l'altoparlante sopra, con la canzone che girava nel paese per poi aspettare il pubblico la sera, pigliai una carrozzella, prese una gran bella ragazza, la vestetta proprio con scialle lussa, la pettinesse, e questa canzone che cantava allora, che c'erano quelli famosi giradischi gelosi, non so se si vede ricordate, che per tutta Napoli, e faceva questa sceneggiata. E dove la fece la prima volta? A Teatro Italia, che era proprio il teatro del Ferrovie dello Stato, là, insomma, a Napoli. E praticamente Leonardo andava in teatro e seguiva questo zio che si chiamava Giosuè Ippolito, un grande competente veramente, e praticamente imparinò in mezzo all'arte, e a cui si è uscito fuori Leonardo Ippolito, sempre dalla scuola di suo zio Giosuè Ippolito. Mario, ma vicino a Teatro Italia c'è sempre Caraturo, le sfogliatelle? No. Caratura stava quasi vicino a Porta Capuana. Ma c'è sta ancora? Mi ricordo che mi buttava le piccerette e mi accattavano la sfogliatella. Se uno che le parte faceva sfogliatella, boh. L'era Caflisce, stava a via Roma, ma chi è la sfogliatella di Caflisce? Ragazzi, signori maestri, saluti da Stoccarda, e poi voglio dire, dobbiamo salutare pure Gianluca Morgan, che stiamo in diretta su Morgan TV anche qua in Italia, e Telemiracoli e altre emittenti che ci stanno trasmettendo. Comunque voglio mandare anche un saluto a mia figlia Carmela che sta in Inghilterra, un grande bacione a lei, alla figlia Roberta, a mia figlia Adriana che sta in America, assieme alle sue figlie Ivana e Alisse e il suo caro marito, che io gli voglio un mondo di bene, Enrico. Ma voglio mandare anche un grande saluto a mia figlia Titta con i suoi figli Chiara, Mario e il marito Antonio Maione, un grande teacher. E nello stesso tempo un saluto grande a mia figlia Angela, che anche lei sta in ascolto, il figlio sta qua, e un grande saluto e un bacione forte forte a mio nipote Mariano che sta in Germania, che lavora lì, e un bacione forte forte alla sua cara Valentina. Allora, permettetemi Oscar, permettetemi pure di mandare un saluto ai miei figli, che li tengo più lontano dai tuoi, perché tu tieni in America, a Londra, a me stanno molto molto lontano, per cui saluto a Mimmo, a Marilena, Stefano, Anna e Martina e Salvio mio nipote, che purtroppo io riesco a vedere soltanto in chat perché stanno molto lontano e stanno a Giuliano. Posso fare un saluto anch'io? Sì, tu sei il padrone. Allora, occasione per salutare un mio amico che sta in Argentina, si chiama Walter. Io ti avevo fatto sapere che ero morto per non darti più quei soldi che ti dovevo dare. Ma se sei in ascolto, l'hai visto che sono vivo e hai perso i soldi. Walter, ti voglio bene. Ha perso i soldi, voglio bene.
siamo aperti certo che la persiste, bene più. Dice sapete che era morto, il funerale Favaz. Oscar, per piacere, ti voglio bene perché mi sta proprio tormentando la salute. Mi devi salutare a quel tuo grande amico, perché vuole un saluto da te, però non mi ricordo il nome, un parcheggiatore dell'Arabia Saudita, là, come si chiama? Un parcheggiatore dell'Arabia Saudita? L'amico tuo, come si chiama? Non mi ricordo. Mietalla. Mietalla. Un saluto a Mietalla. Ok. E a questo punto salutiamo pure il fratello più piccolo, sì, quello che sta in Arabia, salutalo. Quello che sta in Arabia Saudita proprio. Non mi ricordo. Il parcheggiatore. Come si chiama? Aramek. Proprio dobbiamo salutare pure tutti i parcheggiatori, salutiamo pure a quello che sta in Giappone. Come si chiama quell'altro là? Arametta Met Bascanuma Met Gol. Senti, ma però ti devo dire una cosa, tu stai salutando a tutti i parcheggiatori, insomma, però non saluti i parcheggiatori napoletani, dai. No, a tutti i parcheggiatori abusivi. Parcheggiatori abusivi. Quelli là c'hanno il posto c'hanno i contributi, sono acquisiti dai comuni arabi. Ho capito. Per cui mandiamo pure un bacio a tutti i parcheggiatori abusivi. Mario, parlando di questa cosa, io ti voglio chiedere, perché a me mi arrivano i messaggi sull'altro telefonino. Allora, tutti gli infermieri di tutti gli ospedali d'Italia fanno portavoce di tutti i medici d'Italia e tutti gli ammalati d'Italia, quelli che ce l'hanno fatta e quelli che non ce l'hanno fatta, mi stanno chiedendo se per favore dalla tua voce vogliono ascoltare anche un pezzo di una canzone che si chiama Voce Imam. Ti è possibile? È possibile, Salvatore? Ma la canzone? Voce Imam, sì, la canzone. Ci sta, mo la prendiamo. Ok, preparala. Per tutti gli infermieri, gli ammalati, i dottori. Io a proposito di questa richiesta, voi adesso passiamo un poco, diciamo così, facciamo conto che siamo in teatro, no? È uscito comico Oscar Di Maio, ha fatto ridere, e mo è Shamam Maria Di Maio che fa le parti commoventi per attirare e per drammaticità, per tirare la lacrimuccia, come si diceva nel teatro. Io, ma ve lo dico veramente con il cuore, non sapete quanto pianto ho fatto io quando ho visto quella scena che tutti i camion dell'esercito portavano questi famosi, questa bravissima gente che ha perso la vita, che andavano chissà dove andavano. Ma sono rimasto veramente atterrito, perché ho detto mamma mia, ma qua veramente siamo in guerra, perché è una guerra praticamente fredda, una guerra senza bombardamenti, capite? Con un nemico così invisibile che non siamo capaci di acchiappare, che sarebbe poi il vaccino che dovrebbero trovare. E allora io vorrei mandare un grande saluto e delle condoglianze immense a tutte le famiglie che hanno perso il papà, la mamma, il fratello, la nonna, il nonno, qualche figlio, sai, e veramente ci sto vicino con tutto il cuore, perché è una cosa così brutta, così tremenda, non poter onorare un papà, un figlio, una mamma, una sorella che praticamente muore e non si possono accostare vicino, hai capito? E questa è una cosa che mi fa veramente molto male. E vorrei ringraziare in prima persona a tutti i medici, a tutti gli infermieri, a tutte le persone che stanno vicino in ospedale a questa gente che purtroppo è caduta in una disgrazia di questo simile. E veramente grazie assai, specialmente alle famiglie
che hanno perso i mariti, che fossero poi i medici, che mi sembra che ne sono 155 fino a mo', che sono morti, di questi grandi medici che stanno in tutto il mondo, penso. No, solo in Italia. Solo in Italia, solo in Italia. E poi non ti dico quando ascolto per esempio dall'America, a New York, che hanno fatto proprio, ha fatto un massacro questo virus disgraziato maledetto. Perciò veramente vi siamo vicino e speriamo che noi, quando usciamo domani, cerchiamo di essere veramente coerenti nel rispettare queste regole che ci dice il governo, perché è buono per tutti quanti noi, è buono per noi, per i nostri figli, per i nostri amici, per la nostra vita, per far riprendere un'altra volta questo fatto economico, perché si è fermato veramente tutto il mondo. Non è che si è fermato solo l'Italia, solo l'Europa, no, si è fermato tutto il mondo. E allora cerchiamo di volerci bene, specialmente tra di noi, insomma, cerchiamo di essere un poco più vicino al Signore, vicino a Gesù, vicino alla Madonna. Non facciamo sempre e cose non ci vanno bene, ci occupiamo con la Maronna, e cose ci vanno buone, ci grazie Maronna. Non è così. Cerchiamo di stare veramente più vicini a noi stessi, cerchiamo di essere più umani, questo volevo dire. Salvatore. Infatti Salvatore Piccirillo e mio fratello Ernesto, appena finirà questo caos che si potranno vedere, hanno detto che vogliono andare subito da Padre Pio, tutti e due insieme, vogliono stare una giornata intera là. Io invece colgo l'occasione per salutare e ringraziare mia cognata Alessandra, più conosciuta come Zalatella, che fa l'infermiera ed è stata proprio al reparto dove si cura la Covid-19 e non sa quante persone hanno salvato. Doveva andare in permesso perché non gli aspettava più lavorare, ma non c'era personale e di sua volontà ha voluto rimanere a lavorare là. Quindi veramente un applauso. Veramente bravo. Si vede che c'è un cuore d'oro. Si dice avere nel corpo di un comico o di una comica c'è un grande cuore, è vero. Senti, allora... mi ha chiamato uno da mezzo alla strada, no? Dice, pensando che sono cafone, ma mi trovo figlia, ma no. Ha detto, papà, ci pigliato Covid-19, sto chiedendo cotugno. Ha detto, ti pigliava la metropolitana, papà, facevi più abbracci. Raccontaci per tenere un poco più su il pubblico, perché tanto tu sei comico, puoi mantenere, diciamo, questa allegria, perché è il tuo mestiere, dai. A una risata fa bene. Sapete chi ci sta guardando, ragazzi? Una mia amica Salvatore la conosce, si chiama Veronica Vitale. Questa qua è una ragazza italiana che sta in America, sta facendo passi giganti. Pensate che nella sua orchestra suona il basso il fratello di Jimi Hendrix e ci stanno guardando in questo momento. Un caro saluto, un carissimo saluto. Ciao, un bacio. Ciao Veronica. Possiamo inserire voce di mamma, per piacere? Sì, vai, voce di mamma, vai. Non so dove andare tutto, io da sentire.
C'è Carmela in diretta. Ok, benissimo. Ok. Senti Oscar, Bello. quando ti stavo dicendo fate Leonardo Ippolito, no? Io ho visto che tu hai fatto delle belle cose anche con Leonardo, con mezzo secolo di canzoni, mi sembra. Come no? Come no? Io ho inciso quasi tutto il repertorio di Bizzarro Cioffi, tutte le macchiette che faceva il commentatore d'arte, dopo le ho riproposte io e molte le ho fatte al canale 21, tra cui feci una volta Mangia Curà, dove io facevo una cosa che tu sicuramente avrai visto, già forse Franco non la può ricordare, che il comico quando dice come mi prese sta campanella si abbassa e va indietro, torna indietro. O facevo Beniamino Maggi. Bravo, bravissimo, vedi? Tu sei la storia e ricordi tutto. E Beniamino me lo ricordò e io mi feci dire a Beniamino come si faceva e lo feci pure io, ebbi un grande successo perché là comunque ci voleva una forza non indifferente, no? Non la potrei fare più. Un'altra cosa ti volevo dire, o sai come piacesse sentire a te? La cosa che un ragioniero non ce l'ho. L'unica che non ho inciso. Mi capite qual è? È permesso, possedario, di parlare col cameriere Sughero, via 33. Sono Arcangelo Bottiglia, il marito di mia moglie, che ha lasciato la famiglia e coabita con te. Mi piacesse la è l'unica che non ha inciso. E non l'ho incisa questa qua. È l'unica, mi chiappato è perché quella è bella, ragionieri, voi dovete ragionare, se no che facciamo? E per la pace della vostra famiglia lo supera la coppa a bottiglia. Esatto, bravo. Senti, Totò, io sai che voglio sentire, mo? Sto facendo trovare Bella Stella, che è veramente bella quella canzone. Mo la mettiamo, la facciamo ascoltare a tutti gli amici in ascolto che stanno per tutta parte del mondo, come tu stai dicendo. Bella Stella dal mio caro fratellino. Tutto si è nasconuto dentro a me, ad ogni sciona mai te povere. Tu sei l'anima mia, la voce sangue, che sente in te bene camera, ma non posso più vivere così. E a tutto il mondo ci fa sapere che sto scoppiando dentro, che sto male. Voglio Luca che muore senza te. Un uomo dolce voglio scrivere, tutta gente da sapere che sotto troppo innamorato pazzo su te. Venuta a vedere ora voglio stelle, a tu passa sempre tu più bella stella, che nessuno ti fa piccia più. Da oggi non mi voglio più nascondere, o da guarda via
se tu metti la vita ma non voglio vedere niente più. Faccio al vasto pesare in cavallo, ma la bella libertà che lui camera sta mure marcia via. Bellissima sta cosa, Dodò. Senti, io adesso vorrei mandare veramente un saluto e un conforto a tutti i ristoratori, a tutti quelli là che tengono i bar, quelli che tengono, che da geriscono gelaterie, pub, che da geriscono, insomma, tutta questa gente che ha a che fare con la grande massa, con il pubblico, perché logicamente se la gente non va nel bar, se la gente non va al ristorante, come fanno questi qua a sostenere le spese? Come fanno a pagare le tasse? E allora io mi auguro veramente che questi grandi scientifici trovino al più presto possibile questo vaccino in modo che torni tutto come prima, perché io lo so benissimo che non appena finirà questa grande crisi, che logicamente la gente si tranquillizza e sa di poter frequentare, di fare la vita di prima, si farà più feste di prima. Perché? Perché noi siamo un popolo così, noi siamo popolo di Masaniel. Noi non appena praticamente dice voglio, potete fare feste, potete fare matrimoni, potete fare i ristoranti, potete fare i bar, potete pure imbrusciare per terra, cioè girare per terra. Vedrai che ci sarà veramente una grande festa, ma durerà moltissimo, più di quanto è durato questo maledetto virus. Perciò auguro a tutti voi che dopodomani, questo è l'augurio mio, che il governo dice ragazzi tutto a posto, tutto come prima, tutto riprende come una volta, così si fanno i feste di piazza, battesimi, cresimi, e logicamente vanno a festeggiare dove? Ai ristoranti. Quella categoria nostra sarà, la nostra categoria sarà quella che purtroppo si riprenderà più tardi di tutti quanti, che però se trovano il vaccino, vedrai, perché poi il governo che farà il vaccino obbligatorio a tutti quanti, e quando noi ci siamo vaccinati siamo talmente convinti che stiamo buoni e allora possiamo fare tutte le feste, matrimoni, cresime, eccetera, perché anche i comitati se devono fare una festa di piazza, chi gli dice possono stare 300 persone però uno distante dall'altro, chi dice a capo ci ma fa, è chiaro. Mentre invece uscendo il vaccino tutto è risolto, perché ognuno di noi dice vabbè ci siamo vaccinati e siamo tutti bene, capito? Perciò noi auguriamo e preghiamo il Signore che questo vaccino arrivi al più presto possibile. Allora, sentite, è vero. io vorrei mandare pure io un saluto chiaramente a tutti. Non mi sentite? Non ti sento tanto. Aspetta, forse c'ho un problema io. Vedi adesso? Sì. Adesso sì. Sentiamo. Ok, allora volevo mandare un saluto chiaramente a tutti coloro che stanno nel commercio, tutti in generale, però volevo mandare pure un saluto a una categoria che a volte noi ce la dimentichiamo, ma non per cattiveria, perché uno dice vabbè, un ristorante che sta e che sta. Io mando un bacio a tutti coloro che fanno le illuminazioni per le feste di piazza. Un bacio a tutti i commercianti delle bancarelle rottorone, restigliole, castagne, palloncini, pupazzielli. Ma caro Salvatore, quella attorno alla festa di piazza cambiano tutto quanto. Perciò dico quelli che benno il torrone, quelli che benno la trippa, quelli che tutti quanti. Una festa di piazza in ogni paese porta un mare di soldi per tutti i commercianti che vengono. Senti una cosa, io adesso voglio mandare un saluto a tutti quanti, tutti quelli che ci hanno visti, quelli che non ci hanno visto. Voglio mandare un caro saluto a tutti quelli che amano la nostra città e che amano il nostro sud, senza disprezzare il nord, per l'amor di Dio, perché siamo tutti fratelli, dice il Papa. E vorrei chiudere questa trasmissione con una bella battuta del nostro grande comico, amico, fratello, disgraziato, maledetto, Cardi Maio. Mario, prima che chiudi,
mandiamo un saluto a tutti i musicisti nel mondo, tecnici e facchini e quelli che montano i palcoscenici per farci lavorare. Ma certamente, pure a loro. Ma quello è tutto legato assieme alle feste di piazze, ai grandi concerti, è tutto legato, perché per fare un concerto se si deve montare il palco, montando il palco, eccetera. Poi erano i facchini, quelli che scaricano, quelli che caricano, è chiaro. Perché poi questi qua se muoiono di fame se vanno a fare marenne, campa salumerie, campa birrerie, vedi, quella è tutta una catena di montaggi, capito? Perciò un bacio a tutti. Perciò Cafone, dacci una bella battuta. Franco, prima di fare il mio saluto, ti sei dimenticato di salutare. Però prima che tu saluti, a me qua mi stanno messaggiando, tu lo sai che io amo il mare e tutti i miei amici che vanno a pescare mi stanno rompendo i rotondini, che vogliono sapere i tuoi amici stamattina che hanno pescato. Allora, spiegaci la Mario, ti tengo due amici che hanno il soprannome, no? Per esempio si chiamano Giovanni e Pascal, per me chiama uno e andato chiama Passa. Che su carici tu? Aspetta. Saluto. Stamattina sono andato a pescare, è andata bene per tutte e due. Cosa mi ha dato pure per massimo pesce, però ne hanno preso assai, molto. La miseria. Franco, Mario non ha visto, Mario se dico te. Ma non ti hanno portato niente. Dimmi. Allora Mario, questi due amici miei sono venuti a pescare, si chiamano Cosimo e Pasima. Cosimo mi ha dato pure per massimo pesce e ce l'hanno portato pure a noi a casa. Ma ci vediamo, ce lo mangiamo tutto quanto insieme. Vorrei mandare anche un grande saluto a tutti i camionisti del mondo, non solamente quelli là d'Italia, tutto il mondo, tutta l'Europa, che pure per loro, povera gente, stanno sempre con la mattina a sera, capite? È importante. Mario, salutiamo, perché altrimenti qualcuno però sanno scordati di noi. Se ci dimentichiamo di qualcuno, ritenete di salutarli 2 volte. Noi salutiamo a tutti gli ammalati con una pronta guarigione, a tutti i detenuti con una pronta libertà, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Finanza, ai Vigili Urbani, a tutti, al 118, tutti ritenetevi tutti salutati, ok? Al Presidente del Consiglio, sicuro una cosa c'è da fare niente come soldi. Un bacio a tutti, a tutte le istituzioni. Io volevo scusami, Oscar, come dice il cardinale Se, però dice voglio un invece bene e la Maronna va accompagna. C'è più caffè quando parla. Io volevo salutare la cugina. Vuoi salutare anche tu o no, Oscar? Sì, allora prima di tutto voglio salutare la mia cugina da Corleone, mia cugina Katia Ambazzut, mia cugina, tu la conosci Franco, mandale un bacio pure tu. Katia Ambazzut da Corleone, hai capito? Va bene. E poi vi voglio salutare così, signori, per tutti quelli che ci sentono, cominciando da Mario Trevi, no? Sono 50-60 anni e storia della canzone. Fortuna, perché se non aveva fortuna non poteva fare carriera a parte. Franco Moreno è continuata la fortuna, poi è asciutto Cafone è continuata la fortuna. Quindi la fortuna nostra la dobbiamo a tutti quanti, chiaramente a più di tutti quanti al Salvatore, il regista fantasma, perché è la vecchio di lui e tutto quanto. E il mio saluto è questo qua: 8, 16, 1. Camarone ci accompagna tutto quanto. Sapoti bene. Sapoti bene. Ciao. Un bacio a tutti. Ciao. Buona serata. Ciao. Buona serata. Come senza il ruascio.